Nomo di Lu Paci, di Lu Figlio e di Lu Spiritu Santo. Secondo giorno. A staffetti di Maria, San Giuseppe il rallegrato rispondeu: Signora mia, voi m'avete consolato. Vi ringrazio, mia Signora, mio conforto e mia ventura. Ma già chi, Signora mia, mi volete accompagnare, prima tanta longa via, qualche modo hai a cercare. Ora datemi licenza, quanto a busco provvidenza. Se ne va Giuseppe allora, tutto quanto affannateggio, per portare alla Signora, piglia un buono ciucciareggio. Ed ancora si dispone per la sua provvisione. Così torna alla sua sposa e ci dice: hai trovato, mia signora maestosa, st'asineggio fortunato. Come gravida o mio bene, i riapperi non convene. In trastivertole ci porto poco pisci e 4 pani, per ristoro e per conforto, in trasti parti assai lontane. Così chiù fare vorrea, ma non aio, sposa mia. Maria, ancora conoscendo la divina volontà, si va pure disponendo per lo parto che farà, e sinché una cascetterra di lisoi infasciatoreggia. Aveva fatta la signora con i propri soi mano una tela bianca e pura, delicata in modo strano. Di sta tela fatto avia li fa udire alla Messia. San Giuseppe aveva buscato 2 di lana pannicelli e Maria ne aveva formato 2 puliti cucicelli. E provvista di sti cose a partire si dispose. Già in procinto di partire, la regina di Lucelo, offerendosi a soffrire fame, freddo, nevi e ielo. Che stupore in verità, cui non chianci per pietà. Ninna a Gesù bambino, quanto t'appiri a portare di regali li pastori, tutti a te li voglio dare, cucchio affetto e cucchio amore. Dormi dunca, dormi tu, fa la vo figlio Gesù. Tu per amore t'hai incarnato di li pazzi peccatori, quanto t'hanno disprezzato, manco chiacciono l'errore, e tu scialano e tu pate. Chi so ingrati, chi so ingrati.